Mi ha detto che dentro l'osteria il giorno dopo è stato a trovare questi 3 bicchieri, vuol dire che io ho aperto con fiducia, insomma. Certo, certo, è stato tradito da qualcuno. Mio fratello già era stanco, ciapà, e messo il più decimo dentro. E dopo si scappava per il tetto. E in piazza del Domo che sparava a Rio e si è rifugiato dentro sul portico del Vescovado. E correndo a Schivanè, a evitare, si scappa via, insomma. C'era gente che mi raccontava in piazza, ma dopo io la beccavo qua in casa. Gente che conosceva è tradito da qualcuno. E se io già era qua proprio per sta sconto, che aveva addirittura una busa sottoterra che io trovavo. Una cantina sotto i botti che era una busa. Stava sotto con una botola e l'hanno io trovato, insomma. Se hai aperto la porta vuol dire che in fiducia che era qualcuno. Un moschetto sulla testa, basta. Un colpo di moschetto? Sì. Uno solo? Un colpo di moschetto da Rio alla nuca e una fuori per davanti. E basta. E la sana intera e via. La mattina quando arriva mio papà e mia mamma per vedere l'osteria io la trovare, insomma. Come hai reagito sua mamma? Dopo tanto è vero che affittare l'osteria non aveva più forza di stare dentro. Quindi ero piccolo, ma è roba che non te ne dimentichi, insomma, così. E suo papà dico che era carabiniere, penso che sia stata soldoso parecchio. Qualcuno sospetto lo faccia papà il coro, ma se non te la prove... Così era il momento veramente... niente, comandava e se te parlavi ti faceva fuori, niente da fare. Perché già era stanco a zero che prevede sconto, ma ti andai trovando come andai a trovarlo? Io sapevo che già era e si scappa via mettendosi sotto un carro di fin. Ah, ero dei Mazzucco per caso? No, c'era Micheletto, mio zio, che aveva sposato una sorella di mio papà. E lo nascondo in mezzo a paia e andava via col carro. Andava in cerca di lui. Si è scappato 3 volte, diremo, e dopo. E lo va a beccare qua perché è stato tradito.